È uno dei punti più neri della viabilità della Marca che ora è stato messo in sicurezza. Taglio del nastro per la rotatoria Albastona Ponzano all'intersezione tra la Postumia Romana e le vie comunali del Bellato e Volpago Nord. Di giornata storica parla il sindaco Baseggio. Che l'aspettavamo ormai da più da 30 anni ed è una soluzione per l'intera provincia, per il traffico, per le attività produttive e per la sicurezza di tutti i cittadini. E a testimonianza della grande attesa di quest'opera, il numero di cittadini presenti all'inaugurazione per un territorio che in questi anni ha pagato un prezzo altissimo in termini di incidenti e vite spezzate. Sfortunatamente questo incrocio è uno ed era, speriamo, tra i più pericolosi della provincia. Sono morte diverse persone, gli incidenti erano se non quotidiani, settimanali. 1.200.000 euro il costo complessivo dell'opera su uno snodo particolarmente trafficato e strategico per la rete viaria del territorio, sia per la comunità sia per i molti mezzi pesanti che vi transitano ogni giorno. Una consolidata sinergia tra enti ha reso possibile la realizzazione della rotonda. Abbiamo investito 500.000 euro, quindi mezzo milione di euro, e appunto non solo la provincia, anche il comune ha cofinanziato e anche altri enti come ATS e il consorzio di bonifica Piave hanno messo delle risorse per questa opera. A Ponzano anche l'europarlamentare Rosanna Conte. Veramente faccio un plauso perché siamo riuscite come amministrazioni a portare avanti un'opera di tale portata, nonostante ci fossero trovate dei reperti archeologici, e quindi in complimenti anche all'azienda costruttrice che nonostante tutto è riuscita a mantenere i tempi per la costruzione dell'opera. Autorità, cittadini e diverse associazioni presenti, tra le quali i paracadutisti e i bersaglieri, che hanno fatto un simbolico di buon auspicio giro della rotatoria in sella a bici storiche.